Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi porteremo nel cuore della Val di Chiana, a Lucignano in provincia di Arezzo. Il comune bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 400 metri sul livello del mare e conta 3.600 abitanti. Lucignano è conosciuto per la sua caratteristica forma ellittica e il centro storico è un vero scrigno di arte e storia. Non aggiungo altro, a voi Lucignano! Benvenuti a Lucignano. Lucignano che ho l'onore di rappresentare, questo borgo eretto su una collina fatto da anelli concentrici, che è la sua particolarità urbanistica, e si può immaginare di viaggiare all'interno di un anello per raggiungere poi il colle più alto, il Sommo, dove è eretto il comune che ospita il nostro museo. Il comune è la parte più importante, era il tribunale, ed era qui che si svolgeva tutta l'attività civile anche all'inizio di Lucignano, quando nel Medioevo è sorta questa bellissima cittadina. Io, come tutti i lucignanesi, sono innamorata perché di Lucignano non si può non essere innamorati. Non a caso, per una leggenda, viene chiamato anche il paese dell'amore e della vita, proprio perché sembra che entrare dentro questi anelli uno si perda e non riesce più ad uscirne. Questo è quello che noi vogliamo trasmettere come ospitalità a tutti coloro che vengono, e credo che sia quello che riusciamo poi a dare a tutte le persone che ci raggiungono. Non solo è fatto di belle chiese, bei borghi, ma è fatto di tante persone che vogliono far vedere la propria vita. Lucignano nasce con una civiltà contadina, nasce e si mantiene una civiltà contadina. Tutto ciò che ruota intorno a questo paese è l'ambiente, il territorio e il buon cibo. Non solo, le fortezze. A metà Cinquecento viene eretta questa fortificazione nelle quali oggi rimane alcune pietre. Questa amministrazione ha il sogno di renderle di nuovo accessibili e su questo stiamo lavorando, perché da lì si può vedere l'immensità di questa valle dove Lucignano è eretto, da una parte la Val di Chiana senese e dall'altra la Val di Chiana aretina. È il territorio che diversifica la nostra gente. Quando a me qualcuno dice qual è la differenza, io li porto sulla nostra torre, li faccio guardare a destra e poi a sinistra e dico: vedete da voi la diversità tra la Val di Chiana aretina e senese, due territori splendidi, diversi, ma comunque che si completano a vicenda l'uno con l'altro. I medici hanno rappresentato una parte importante anche di questa lotta. Lucignano era un territorio di confine, quindi è stato conteso fra Siena, Firenze e Perugia. Perugia che poi è quella che ci ha dato lo stemma, perché il nostro gonfalone c'è lo stemma del Grifalato perugino. Si è svolto qui il Fu Mattia Pascal con il maestro Mastroianni, e quindi questo è stato il primo vero set che è stato qui, e non ultimo poi il copia conforme di Abbas Kiarostami, dove Juliette Binoche ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, è stato girato quasi interamente a Lucignano, e lì si rappresentava proprio questa vena amorosa che Lucignano riesce a trasmettere. Venire a Lucignano significa rallentare i ritmi, assaporare buon cibo, bere buon vino, respirare una buona aria e vedere delle cose veramente belle.
nella bella collegiata di San Michele Arcangelo andiamo a conoscere il parroco di Lucignano. Da poco tempo sono parroco qui a Lucignano, in questo bellissimo paese della Val di Chiana, chiamato anche la perla della Val di Chiana. Sì, perché effettivamente è proprio una perla di bellezze, bellezze artistiche, architettoniche, bellezze per quello che riguarda le varie tradizioni che ci sono, bellezza anche di una comunità della quale sono orgoglioso di essere pastore e guida spirituale, una comunità fatta di gente per bene, di gente laboriosa, di gente attaccata alle proprie tradizioni, di gente attaccata anche alle proprie chiese, insomma gente che frequenta la domenica, partecipano numerosi alle varie messe che ci sono nelle varie chiese. Sì, abbiamo diverse chiese, molte chiese, a cominciare dalla chiesa madre, la nostra collegiata, la chiesa nella quale adesso mi trovo, la chiesa di San Francesco, altra bellissima nostra chiesa con gli affreschi sulla vita di San Francesco, il bellissimo trionfo della morte e tante altre cose che sicuramente l'Italia e la gente, il popolo e anche il mondo conoscerà. Ecco, è una parrocchia di circa 3.000 abitanti, il paese è più vasto, si avvicina a 4.000, c'è anche ho anche un'altra parrocchia, la parrocchia della Pieve Vecchia, con anche lì 2 chiese, una nel nucleo della frazione dedicata a San Biagio, vescovo e martire, un'altra chiesina dedicata a San Giuseppe, la chiesina dell'autostrada, e lì sono circa 600-700 abitanti. Ecco, questa un po' è la comunità, una comunità, come dicevo, di gente laboriosa, di gente che si dà da fare, di gente che la domenica fa di tutto per ritrovarsi all'interno delle proprie chiese e della propria chiesa, la chiesa madre, sotto questa meravigliosa cupola ottagonale che si trova proprio alle mie spalle. La chiesa fu eretta dove anticamente sorgeva una grande e possente rocca, il castello, distrutta da un fulmine nel 1556. La costruzione di questa nuova chiesa a croce latina, a una navata coperta a volta con cupola ottagonale, è stata attribuita con qualche dubbio all'architetto savinese Orazio Porta e risale agli ultimi decenni del Cinquecento. Fu elevata all'indignità di collegiata da Papa Urbano VIII con la creazione di un capitolo composto da 8 canonici. Nel 1652 fu deciso di chiamare un valido architetto di Firenze, un architetto granducale, Gherardo Silvani, che con i suoi interventi conferì alla Chiesa il suo aspetto attuale. Il patrono, San Michele Arcangelo, abbiamo visto che schiaccia il drago, è un'immagine iconografica famosa. Sappiamo che San Michele è uno dei 3 arcangeli, quindi mi piace concludere con questo pensiero, con questa immagine, così questo momento. Sappiamo veramente elevarci a Dio e contemplare anche le cose che ci trascendono, le cose che ci superano, che non si vedono, che non si toccano e che, come sappiamo, il più delle volte danno senso al nostro essere e alla nostra vita. E con i ristoratori di Lucignano andiamo a degustare i piatti tradizionali e le tipicità del luogo.
benvenuti a Lucignano. Qui avete una rappresentanza dei ristoratori. Proponiamo dei piatti tipici di questo luogo, di questa provincia e di questa regione anche. Siamo un po' un territorio di mezzo tra Arezzo e Siena, per cui abbiamo prodotti di tutte e due le zone. Possiamo iniziare con una panzanella che è del pane raffermo strizzato, condito in vario modo, in questo caso pomodori, cetrioli, cipolla, che deve essere assolutamente presente. Ci spostiamo verso il Valdarno mettendoci il sedano. Il ristorante è il ristorante Lo Zenzero, abbiamo Fabrizio Peruzzi. Proseguiamo con un piatto datato intorno tra il 600 e l'800, un pan di lepre, che è una delle prime terrine che è stato fatto in queste zone, una specie di francesismo. In questo caso il ristorante La Rocca, Marcello Varignani. Per proseguire, pisci l'abbiamo presentati con ragù perché non ci potevamo esimere dall'avere la chianina nel nostro banco. In questo caso sono in pratica degli spaghettoni lunghi fatti a mano, il ristorante La Maggiolata, Francesca Cavigli. A seguire del piccione arrosto, per noi un piatto proprio ipertipico della nostra tradizione, è il piatto domenicale, mi verrebbe da dire, molto semplice, particolare perché è aromatizzato con l'alloro. Il ristorante che lo presenta è Baraccotto Brian del Zonzo. E a seguire i nostri dolci, il cantuccio tipico toscano con le mandorle sbucciate ma non pelate, e poi un prodotto molto particolare, una schiacciata fatta con la sugna, che in pratica è il burro che ricaviamo dal maiale, tipica di Lucignano perché non se ne ritrova notizie in nessun testo, così. E in questo caso il ristorante che lo presenta è la Tavernetta di Elisabetta Salvini, con una piccola mano mia che sono Susanna del ristorante Il Boccino di Lucignano. Qui abbiamo 1000 varianti delle tipologie di pane che possiamo trovare nelle nostre zone, la cui caratteristica principale appunto è quella di essere sciapo, perché vedete davanti il nostro piccione arrosto, il nostro arrosto è sempre molto saporito, molto salato, per cui lo segue il pane sciapo. E poi i salumi, abbiamo parlato della chianina per il ragù, ma non ci possiamo dimenticare della cinta senese e comunque del maiale, la cui produzione tipica appunto sono i salumi, abbiamo la pancia, il prosciutto, il salame, la finocchiona soprattutto e il capicollo con il finocchio. Per cui cosa vi posso dire oltre questo? Godetevi del nostro paese, delle meraviglie che ci sono, le nostre 1000 chiese, però poi non vi dimenticate di passare nei nostri ristoranti e di godere anche di un bel pranzo, di una bella cena. Vi aspettiamo a Lucignano! Adesso andiamo a visitare il meraviglioso museo di Lucignano, che ingloba nel suo percorso anche la chiesa di San Francesco. Il Museo Comunale di Lucignano si presenta in una cornice estremamente significativa per tutta quella che è la storia del paese, perché ci è voluto quasi un secolo per capire come si doveva poi strutturare questo luogo da collezionisti, ma alla fine sono riusciti ad entrare nel merito di utilizzare delle stanze che non fossero esattamente le stanze originarie, soprattutto degli oggetti più importanti che sono conservati qui dentro, di cui poi si parlerà, ma che fossero comunque luoghi significativi per Lucignano. Si è scelto quindi un complesso architettonico estremamente significativo, che è quello appunto che comprende da una parte il Palazzo Comunale, dall'altro l'ex convento di San Francesco con la chiesa di San Francesco, attualmente invece ancora esistente, e una serie di altre strutture medievali estremamente importanti che si trovano sulla sommità del colle dove sorge Lucignano, che sono un po' la parte anche più antica dell'insediamento di questo territorio. L'ingresso al museo non è altro che l'ingresso che un tempo era l'ingresso esterno del Palazzo Comunale, trasformato poi in una sala, ma che dà proprio la sensazione di un passaggio importante attraverso una porta a sesto acuto dove sono ancora ben presenti i cardini della porta di chiusura, quindi è un accesso in qualche modo privilegiato a un luogo estremamente significativo. La prima sala conserva sicuramente le opere più antiche che il territorio di Lucignano e la città di Lucignano hanno restituito, che sono assolutamente di ambito senese e che si distinguono soprattutto una crocifissione
di cui non sappiamo bene l'autore, che viene definita la crocifissione del Maestro Blu, che è in qualche modo datata alla fine del 1200, presenta inevitabilmente caratteristiche bizantine, però ha anche delle peculiarità che sono tipiche del territorio senese, ma senese aretino, quindi in qualche modo assolutamente particolari. La più famosa forse è la tavola cuspidata, che tutti qui conoscono come la tavola di Monna Muccia, perché Monna Muccia è praticamente la committente di questa opera, che fu come dire, in qualche modo voluta da lei per ricordare il marito. L'ingresso nel museo si rivolge fondamentalmente a un periodo che è quello fra 200 e 300, quindi siamo tra l'alto medioevo e il basso medioevo, in un'età che è quella che poi meglio si aggancia forse con l'opera più importante che si trova all'interno del museo, e che è l'albero della vita, l'albero d'oro, l'albero dell'amore, l'albero che ormai viene interpretato in tanti modi diversi e che sicuramente è diventato poi nel corso degli anni il simbolo della città di Lucignano. Cos'è questo albero? È un reliquiario, è 2,60 m, quindi è un'opera straordinaria sia per dimensioni ma anche per la complessità della realizzazione che è stata necessaria, e anche per la complessità dell'idea che sottende a questa costruzione. Rappresenta l'innesto su un tronco, che è quello appunto che rappresenta la nascita di Gesù, di quella che è la salvezza dell'umanità, che si sviluppa man mano che crescono e si sviluppano i rami di questo albero, chiaramente legato alla compagine cattolica, perché poi è un reliquiario che si chiude con la croce di Cristo, ma oggi diventa comunque un simbolo dell'amore più in generale. Sono ancora due le caratteristiche importanti di questo museo. Intanto dove si colloca l'albero d'oro, nella sala della giustizia, che un tempo era praticamente una sala autonoma e dove si esercitava appunto la giustizia, che è interamente affrescata con affreschi di scuola senese del 300, rimasti per lo più intatti. Una frase che piace sempre molto ai visitatori, che è scritta sotto la Madonna, dice: udite anche l'altra parte, cioè facciamo sempre attenzione anche ad ascoltare tutte e due le campane. Infine il Cinquecento, prima di tutto, che viene rappresentato con Luca Signorelli, un pittore cortonese, quindi che è vissuto molto vicino a Lucignano, che nonostante i grandi impegni che lo hanno portato in giro per tutto il centro Italia è riuscito a produrre anche per le chiese e per i conventi del suo territorio delle opere estremamente preziose. Qui forse la più interessante è San Francesco che riceve le stimmate. Poi ci sono delle particolarità, che sono le teste di bara, che veramente si trovano solo a Lucignano, cioè sono degli oggetti particolarissimi che servivano in qualche modo per decorare i catafalchi dove venivano messe le bare prima della sepoltura, che sono anche affidate a pittori importanti di questo territorio, che sono veramente una particolarità che piace moltissimo agli antiquari o a chi di antiquaria si occupa, perché sono diffuse in questo territorio e poi davvero non si trovano più. Per chiudere, moltissime delle opere di questo museo sono legate alla chiesa, all'ex convento di San Francesco, che ancora oggi presenta un affresco straordinario, che è quello del trionfo della morte sui mortali, giusto appunto, ed è una delle primissime rappresentazioni di una morte fatta in veste femminile, con i capelli sciolti, quindi assolutamente lontana da quello che è l'idea dello scheletro, che poi è un po' quella che è diventata ricorrente, ma invece è una donna a cavallo che colpisce con l'arco dei giovani e lascia stare nella totale indifferenza i malati e gli anziani, che invece la chiamano. San Francesco quindi, che in qualche modo è la mamma di tutte le opere che sono qui, perché moltissime, comprese l'Albero d'Oro, sono tutte opere che erano inizialmente conservate all'interno di questa chiesa. Vi invitiamo a venire a vedere il museo, che è aperto tutto l'anno, tutti i giorni, con orari assolutamente fruibili il più possibile, con una serie di attività che vanno anche dalle attività didattiche per i più piccoli fino a visite guidate particolari, comunque momenti che tutto l'anno in qualche modo ne permettono la fruibilità. Adesso andiamo a saperne di più sulla Maggiolata, che è l'appuntamento più importante dell'anno di Lucignano.
maggiolata lucignanese è una festa che è nata nel 1937 e via via negli anni poi si è sviluppata adeguandola alle nuove situazioni che si sono determinate nella società italiana. È partita questa manifestazione nel 1937 perché nelle ultime 2 domeniche di maggio i contadini delle vallate venivano al paese a fare festa alla produzione agricola di queste zone e insieme alla produzione agricola allestivano i carri floreali dei contadini tirati dai buoi che facevano il giro del paese con canti e burlane. Questo era l'origine storico della maggiolata, poi dopo nel tempo siamo andati via via adeguandola a nuove esigenze, nuove forme e fino ad oggi che siamo arrivati al punto di costruire dei grandissimi carri che appena riescono a passare nelle mura interne di questo paese. Originariamente erano gruppi di cittadini organizzati in maniera spontanea, dopodiché negli anni 90 è stato costruito le contrade, quindi diviso questo nostro paese in 4 rioni e che poi sono stati denominati contrade e al loro interno è stata costruita, voglio dire, una struttura organizzativa che poi pensa alla realizzazione dei carri per questo fine maggio che tutti gli anni noi festeggiamo. Nello stesso tempo queste contrade hanno una sua vita organizzativa tutto l'anno e riescono a trovare e a tenere in piedi una amalgama di cittadini, di uomini e di donne da un punto di vista sociale molto attivo, che questo fa sì che nel periodo della maggiolata un paese come il nostro, che ha poche, diciamo così, migliaia di unità di cittadini, si possa arrivare attorno al 10 al 15% di questi cittadini che ruotano e lavorano attorno a questa festa. Tutto questo poi viene organizzato dal comitato dall'associazione Maggiolata, che è un comitato pienamente riconosciuto e con uno statuto depositato, che, voglio dire, pensa alla organizzazione complessiva e alla programmazione della festa. Tra la prima e la seconda domenica ovviamente poi ci sono le iniziative serali e attraverso queste iniziative serali riusciamo a creare un clima e un agonismo attraverso queste contrade che possiamo dire che tutte le sere questo paese ha un qualcosa di diverso. Noi mettiamo in questi carri circa 120-130 mila garofani e circa 5.000 gerber, oltre tutta una serie di piante ornamentali voglio dire, che compongono la struttura del carro. Oltre a questo possiamo dire che invitare le persone che ancora non conoscono questa festa, perché venendo a Lucignano trovano questa festa, trovano un paese che è fortemente accogliente, abbiamo tutte le attività economiche ancora all'interno del paese e quindi possiamo trovare dei prodotti tipici realizzati in queste zone, possiamo trovare lo svago, il tempo libero, una serie di iniziative che ogni giorno sono nuove, quindi crediamo che davvero sia un punto di riferimento per i turisti e per tutti coloro che vogliono visitare un paese con queste caratteristiche. Venite a Lucignano, perché Lucignano è un paese di cultura, un paese accogliente, un paese dove si sta bene, dove è bello camminare e perdersi nei suoi vicoli, dove ogni pietra, ogni mattone ha una storia da raccontare. Lucignano è accogliente in tutte le sue stagioni, a maggio c'è la maggiolata, a giugno Cammin Mangiando, a settembre Memorie del passato, attività che coinvolgono il turista e vale la pena di fare una visita. E poi in fondo anche si mangia bene a Lucignano, in tutti i ristoranti potete mangiare i piatti tipici e gustare del buon vino e vedere le bellezze di Lucignano, perciò Lucignano è bello, Lucignano è veramente la perla della Val di Chiana, perciò vi invito a venire a Lucignano, vi aspetto a Lucignano.
Lucignano vi aspetta con tutte le sue positività. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Lucignano in provincia di Arezzo. Ciao!